chiamo Andrea Moretto e in arte Andy. Vengo da un paesino della provincia di Treviso, si chiama Casale sul Sile. Oggi vivo invece a Breda di Piave, già da una ventina d'anni, quindi potete immaginare da solo, quindi potete immaginare l'età che posso avere. Però sono molto legato. Sono passato dal Sile al Piave praticamente. Per me fare musica è mettere passione fondamentalmente, è dare il proprio contributo a qualcosa che poi può piacere, dare emozioni ad un'altra persona. E fondamentalmente è questo. Poi in qualsiasi modo uno lo raggiunga, quindi nel mio caso faccio musica elettronica, potrebbe essere come è per tanti invece musica fatta con gli strumenti reali, ecco. Però il punto è arrivare al cuore delle persone e dare emozioni, ecco. La mia passione è nata da piccolissimo, proprio già da quando ero appunto alle elementari, facevo le cassettine mixate per gli amici e mi piaceva anche lì già portare appunto qualcosa da far ascoltare di mio, di personale, che per me dava emozioni e speravo di trasmettere quelle stesse emozioni anche agli altri. Quindi è nata proprio da piccolissimo. Fondamentalmente il mio sogno sarebbe quello di poter vivere di musica, con la musica. Io nasco come DJ, poi ho fatto il produttore, faccio ancora oggi, produco musica, e recentemente mi sono approcciato al mondo dello speaking, quindi radiofonico. Eh, che sia una cosa o l'altra, tutte assieme, organizzo anche eventi adesso, insomma, vivere con la musica, in qualsiasi sia la sua sfaccettatura, la sua dimensione, comunque avere a che fare con la musica. Ecco. Artisti che mi ispirano sicuramente Claudio Coccoluto, perché qui c'è un aneddoto che questa sera non abbiamo raccontato. Eh, io venivo da una scena, diciamo, più techno, progressive, e un giorno durante i giorni di autogestione a scuola, un mio compagno di classe mi dà una cassettina, e torniamo qui alle cassettine, mi dà una cassettina e mi fa: tieni, ascolta. E io guardo, leggo Claudio Coccoluto, gli faccio: chi è questo? Tu ascolta, poi mi dici. Non avevo mai sentito ovviamente nominare, altrimenti non gli avrei fatto neanche la domanda. E niente, era un mixato di Claudio, e lì io ho scoperto l'house music. Sono tornato, gli ho detto: cazzo, figo. E proprio mi sono spostato dalla progressive alla house, che non ho mai più poi abbandonato. Altro artista, che in realtà non è uno ma è un gruppo, sono i Subsonica, sicuramente, che abbiamo nominato prima in intervista, che comunque sono riusciti a fondere la voce in italiano, il cantato in italiano con la musica elettronica, con il rock, con una mescolanza di generi che comunque sono potenti, e da dance floor alla fine, no? Se siate curiosi, fate ricerca, scoprite, approfondite gli argomenti che siano musicali ma anche di altre cose, perché poi quello che si vede in superficie non è sempre quello che in realtà è. Ecco, direi questo.